L'obiettivo nostro era quello di arrivare più in alto possibile e di dare credibilità a una società, a una squadra che avevano sofferto molto nei giorni di andata. Ci siamo riusciti, nelle ultime 10 partite abbiamo fatto 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Quindi la squadra, veramente, questi ragazzi si sono messi a mia disposizione in una maniera incredibile, hanno lavorato duro e sono veramente orgoglioso di averli allenati. Peccato che è finito il campionato perché ci stavamo divertendo, è stata una bellissima partita con due squadre che giocano un buon calcio. Anche Geraci, io sinceramente dopo averli incontrato all'andata non pensavo che si potesse salvare la penultima giornata, perché giocano un buon calcio, è stata una bellissima partita, quindi poteva finire in qualsiasi maniera, noi abbiamo fatto veramente bene. Dispiace soltanto subire un gol ed il calcio, no? Subisce un gol all'ultimo minuto e riapre una partita chiusa. Dimostrazione che nel calcio non bisogna mai mollare fino a quando l'arbitro non fischia. È un dispiacere grossissimo perché un ragazzo ha sofferto moltissimo, rientrava dopo 4 mesi di infortunio, domenica ha giocato la prima partita da titolare, purtroppo sono quelle annate disgraziate, però il ragazzo deve crederci, non deve mollare perché è forte mentalmente. E è finito il calcio. Hanno segnato Africano e Baiato, no scherzo, lo prendevamo in giro, infatti gli avevo detto a Africano se fai gol tu me ne vado, infatti quando ha fatto gol ho detto mister te ne puoi andare, scherziamo dai, onestamente è bello aver lavorato con questi ragazzi, una società che anche nelle difficoltà non ci ha mai fatto mancare niente, una tifoseria che ci è sempre stata vicina, quindi veramente sono orgoglioso e saluto tutti con grande piacere. È stato difficile perché loro avevano cambiato 2 allenatori, non uno, quindi c'erano un po' di problemi. Abbiamo cercato di guardare più il livello tecnico che il resto, non abbiamo investito anche perché la distanza dai playoff era tantissima, quindi abbiamo anche abbassato il budget con l'intento di fare meglio possibile e buttare le basi per fare un campionato importante l'anno prossimo. Io sono stato benissimo a Sciacca, ho incontrato persone fantastiche e mi riferisco oltre al presidente della società anche a livello di tifoseria. Sono stato benissimo. Loro credo che sono contenti anche del mio lavoro, quindi ci sono tutti i presupposti per continuare, però bisogna sedersi, vedere i programmi e poi mettere nero su bianco.